Studio, approfondimento o semplicemente melina tattica, tanto per restare in tema calcistico. La fumata è stata grigia, quella che si è levata nel cielo di Milano giovedì scorso. Da una parte Marcello Giavarini, azionista di maggioranza, che da tempo ha deciso di staccare la spina, e il presidente Silvio Alessi, anche lui pronto a mettersi da parte. Dall'altra il potenziale acquirente Roberto Nava. Il closing è stato rinviato a lunedì. L'imprenditore italo-svizzero, in attesa di sciogliere la riserva, ha voluto indirizzare un messaggio al popolo bianco-azzurro. L'intenzione di prendere l'Acragas, ha detto, c'è tutta, però bisogna prenderla con intelligenza e voglia di fare bene e soprattutto con la gentilezza di garantire nel possibile una continuità partendo dal settore giovanile, cosa che mi sta molto a cuore. Se non dovessimo concludere l'operazione, ha sottolineato ancora Nava, non è certo per mancanza di buona volontà. E intanto questa mattina nuova protesta degli ultra contro l'attuale società. Alessi vattene, basta, parlano gli ultra. È il nuovo striscione apparso allo Stadio del Seneto alla vigilia della delicata sfida sul campo di Siracusa contro la Regina. I tifosi temono che la proprietà abbia la volontà di fare saltare la trattativa, una situazione esasperata. Un'ottantina di tifosi si sono dati appuntamento allo Stadio Seneto per assistere alla rifinitura della squadra, per restare vicini ai giocatori, ma anche per puntare l'indice contro la società. Va detto però che Alessi e Giovanini hanno annunciato di avere congelato fino al mese di maggio del 2018 sia il passaggio della fideiussione che la somma anticipata di 100.000 euro dall'azionista di maggioranza. E dalle vicende extracalcistiche a quelle squisitamente tecniche. Domani i biancoazzurri in campo al De Simone, con l'imperativo categorico di tornare a fare i punti.